Andiamo a seguire quindi le indicazioni del mossiere Renato Bircolotti, impegnato a garantire pari opportunità a tutti per una corsa degna del palio delle contrade di Piancastagnaio, impegnato però a far rispettare quelli che sono i compiti dei fantini e delle contrade, impegnato questa volta a portare a conclusione il palio edizione 2015 per questa seconda parte. Prima falsa partenza. Marco? Sembra tornare all'ultima mossa, una delle ultime mosse di ieri sera, dove il coro è rimasto fermo senza accennare assolutamente ad accettare la mossa, come abbiamo detto. Per primi hanno fiancato Borgo e Voltaia, mentre Castello ha fatto un piccolo accenno e basta. Volevo anche sottolineare una cosa, che oggi c'è il sole sul campo e un anno fa feci, per il palio dell'anno scorso, misi proprio su un fantino una piccola videocamera sul casco per far capire, era proprio intorno alle 18, per far capire come il sole possa influenzare anche sulla vista, perché questa è una pista di sabbia che lo Riflette. zoccolo già tira addosso, no? Al fantino che è dietro la sabbia, ma in più c'è il sole, mentre il giorno del palio, l'orario normale del 19, il sole è già tramontato dietro la montagna, sicché oggi c'è questa ansia più e il sole è proprio diritto negli occhi. La cosa bella è che è per tutti così. È per tutti così, certamente, ma è sicuramente creerà probabilmente un piccolo disturbo in più. Abbiamo registrato, insomma, da parte anche di telespettatori che magari non sono proprio di Piancastagnaio, la domanda: ma perché non sono state accese le luci di quel bell'impianto? Ricordiamolo, Marco, che questo proprio non è previsto dal regolamento. Non è previsto dal regolamento e sarebbe, come dire, andare in una mossa sicuramente ancora più lunga, insomma, perché qualcuno potrebbe ancora far peggio di ieri, quindi no. Eravamo ancora qui. Ma poi, pur non essendo una revocazione storica, i pali, le corse nascono nei secoli precedenti, quindi non è contemplabile in un impianto modernizzato come questo qui. Torniamo a seguire la mossa numero 2 della seconda parte del palio di Piancastagnaio, rinviato al 19 agosto, con ancora questi cavalli e questi fantini che non riescono a trovare l'assetto di partenza. La capitaneria quanto difficile, se vogliamo, e anche perché, essendo qui a Piancastagnaio, la regola per cui il cavallo viene scelto durante l'anno, quindi cioè, un capitano durante l'anno deve seguire parecchio anche le corse, i movimenti, le corse, i soggetti, sicché non è c'è la tratta, dice vabbè ti tocca sorto un cavallo, però qui tu non sai fino alla fine se hai fatto una buona scelta, se la contrada capirà. Sono tante ovviamente le domande nel cuore del capitano, siamo in momenti in cui la concentrazione è massima per loro e non solo per loro. Che mossa stiamo vedendo? Lo chiedo subito a Marco. Stiamo vedendo la fotocopia della mossa di ieri, Voltaia e coro che si guardano a distanza e quindi c'è il coro che vuole più spazio, Voltaia non glielo dà, sono due contradi rivali, ricordiamolo, e Borgo e Castello che da una parte sembrano in realtà avere un atteggiamento meno come dire, ostile tra di sé, quindi sembra esattamente uno dei motivi per cui, o il motivo principale per cui ieri sera la mossa si è prolungata. Intanto iniziano ad che alzarsi dei cori. Scusate, proprio Castello e Borgo in questo momento. Esatto. Ecco, in questo momento vediamo il nervo non è stato utilizzato, però i fantini si stanno minacciando. Ecco, ricordiamo Walter Puscetto e Carlo Sanna, due sardi a cavallo, si conoscono bene e hanno avuto anche ultimamente motivo di rivalità proprio in Paliziena, uno del Montone, il Sanna, e Walter Puscetto nel nicchio. Un Walter Puscetto che ormai ha un'esperienza più che ventennale nei pali
È sempre richiesto da tutte le contrade perché è un fantino esperto, ma anche perché prima Giuseppe parlava della scelta del cavallo, lui ha una scuderia con ottimi purosani. Ecco, come vedi, la credine di una contrada si trasferisce direttamente sui fantini. Anche perché i fantini, pur non appartenenti proprio alla contrada, vivono la vita di contrada, Poi vivono devono, con i contradanioli, devono giustamente, rispondere e portare alla avanti contrada, perché quelle che sono le indicazioni. Ecco, volevo chiedere anche a Claudio Alesi una lettura di questa prima parte della mossa. Sì, beh, stanno venendo a galla le vecchie ruggini fra Bighino e Brigante, diciamo al secolo Carlo Sanna e Walter Pusceddu, che l'altro giorno se ne sono date di Santa Ragione anche al Palio di Siena, quindi vedo che c'è parecchia credine. Sembra un po' la fotocopia della mossa di ieri, con Coro che è in attesa, con Voltaia che cerca di non farlo partire e Borgo e Castello con le solite schermaglie. Speriamo che riescano ad allinearsi, perché anche stasera mi sembra che non riescano. Io credo che il Mossiere dovrebbe essere a questo punto un po' più duro. Vediamo se esce fuori quindi il carattere del Mossiere. Potrebbe avvenire, Marco? Potrebbe avvenire, e sicuramente una persona come Bircolotti non vorrà ripetere l'esperienza di ieri. Sentiamo già il tono della voce questa sera più deciso. Questo è anche richiesto dagli stessi contradaioli, perché tutti vogliono vedere questo palio, tutti vogliono vedere la propria contrada e coronare il sogno di vittoria. Questo è un elemento importante che anche il Mossiere dovrebbe ricordare. Intanto siamo ai primi 15 minuti di mossa, più o meno, 10 minuti forse perché è iniziata alle 18:05, quindi siamo a 10 minuti di mossa. Ho l'impressione che i vecchi rancori non si sono spenti. Noto che stasera Pusceddu è meno remissivo rispetto a ieri sera, perché ieri sera era un pochino più brigante che cercava di dar noia. Oggi Walter si sta facendo rispettare e vedo che il Mossiere comincia a prendere decisioni più nette e più importanti. Ecco. Coro e Voltaia si cominciano a nerbare. Stasera è una mossa difficile anche stasera. Ecco, vedi, si comincia. In questo momento purtroppo stiamo degenerando a questo punto, le immagini non ci permettono di raccontare assolutamente niente. È una scena questa che non merita neanche un commento. Una scena non merita neanche un commento. La gente di Palio sa che queste sono cose non normali, ma rientrano in una mossa difficile, perché questa è una mossa che dura da ieri, non è una mossa di oggi, quindi è una mossa dove i minuti si sommano, in questo caso sono ore. Sicuramente durante la notte qualcosa è cambiato anche nelle strategie, probabilmente, non sicuramente, perché l'atteggiamento, come diceva anche Claudio, Borgo e Castello, una munizione per uno. E sicuramente, ecco, tornando alle ammonizioni, ricordiamo che all'interno del canape 2 ammonizioni consecutive portano alla squalifica del Fantino, per l'anno successivo. Se invece lo stesso Fantino viene ammonito 3 volte durante le sue esperienze di Palio e Castagnaia, a quel punto scatterà comunque la squalifica, quindi 2 volte consecutive portano subito la squalifica all'anno successivo, altrimenti bisogna arrivare alla terza ammonizione per avere la squalifica. Succedono spesso guardando pali in giro per l'Italia immagini come queste? Assolutamente sì, naturalmente, poi si portano dietro, ripeto, come dicevo prima, vecchie ruggini, e quindi ci sono i pali che sono le occasioni poi per regolare i conti. Questo è un palio che sta regolando i conti dell'altro giorno a Siena fra Bighino e Brigante, che ripeto se ne sono date fra Nicchio e Montone, e quindi oggi si ritrovano in 2 contrade avversari anche qui, e quindi il regolamento di conti c'è. Ora sembra che si stiano allineando, però sembra che si siano decisi, anche perché le ammonizioni fanno bene, come vediamo, fanno bene, si sono dati una regolata e vedo che adesso sono un pochino più calmi e più tranquilli. L'ordine dovrebbe essere Castello, Borgo, Voltaia e Coro. Serafini. Sì, io volevo
dire anche che veramente il palio di quest'anno lo vedo molto combattuto, anche un po' violento, ecco, perché forse era da qualche anno che non si vedevano più queste nervate. Lo abbiamo detto in apertura della manifestazione di ieri durante la nostra diretta più volte, è sicuramente un'edizione molto sentita in cui tutte e quattro le contrade sono determinate a vincere. Questo certo non giustifica comportamenti che possono scaldare oltremodo i cuori, però è alla fine quello che i fantini ci rappresentano, è effettivamente la tensione che ci può essere anche nell'aria. Cioè, io pensavo per esempio che vedendo anche le ultime due corse quest'anno rispetto agli anni passati, quando si diceva anche in paese tra i contradaioli, non si vede più quella credine, quella fra le vari fantini. Abbiamo avuto una seconda partenza non valida in questa circostanza, Marco? Sì, c'è stato richiamo del Mossiere al coro perché non ha accettato la mossa, una mossa che sì, all'ultimo momento sembrava l'accettasse, in realtà poi ha fermato il cavallo. Anche ieri ha avuto questo atteggiamento, ma questi sono atteggiamenti normali, continuo a ripetere, non c'è nulla di straordinario e quindi i contradaioli questo lo sanno, alcune volte va a loro pro e alcune volte va contro, insomma non sono questi i motivi per cui un animo si debba scaldare, perché la mossa ogni fattino cerca di fare la propria e trovare la somma delle volontà di tutti è veramente difficile, perché nella mossa, Claudio, sai benissimo che il fattino non pensa solamente a partir lui, ma pensa anche a quello che sta facendo le altre contrade e soprattutto con l'avversaria. Ecco, in questo momento l'ammonizione alla contrada del coro, quindi è la seconda, perché una era ieri era solo l'avvertimento, un avvertimento, neanche un richiamo. Ecco, tornando un po' al discorso che facevi anche tu, Claudio, proprio ieri abbiamo fatto riferimento al fatto che il Mossiere poteva avere un pochino più di polso, cioè oggi sta utilizzando quello che non ha utilizzato ieri. Sì, decisamente, se forse questo polso duro l'avesse utilizzato ieri, forse il palio ieri sera si sarebbe corso. Bisognava farlo ieri, un'ora di mossa è tanto a Piancastagnaio e quindi ci voleva più polso, qualche ammonizione ieri sera avrebbe sortito l'effetto giusto secondo me. Lo sta facendo ora. Va bene, un pochino in ritardo, però è giusto ora ammonire perché stanno facendo un po' troppa battaglia dentro i canapi, 4 cavalli non sono molti e già ai canapi darsele di santa ragione non va bene. Durante il palio sì, perché ci sta, i pali sono fatti in questo modo, ma già dentro i canapi non va bene, soprattutto dopo l'attesa lunga di ieri e il palio rinviato. Allora riproviamo ad organizzare la mossa, vedo fare cenno con la testa di no da parte di Marco Conti. Non mi dai così tanta fiducia però, Non do molta fiducia, si sta delineando in questo momento un'altra situazione. Vedo Castello quasi a sostituzione della contrada del coro. È salita molto e il coro sembra aver preso il posto di Castello, ma magari è solamente un momento. Contrade hanno deciso di fare così. Ecco, vedete anche torna il Mossiere a gridare no. In questa circostanza certo non sì, credo che possa essere ritenuta neanche valida, a parte è non valida ovviamente, ma non erano assolutamente allineati, non tutti almeno. Non tutti. Castello ha voluto tirare il cavallo, ha voluto in qualche modo farlo scaricare, non credo che non si sia reso conto che la mossa non fosse valida, forse potrà dire questo, però insomma gli altri cavalli sono completamente fermi, avrà voluto scaricare un po' la tensione. Chiamiamolo diciamo in questa maniera, e devo dire anche un'altra cosa, che lo stesso Carlo Sanna non ha avuto occasione di provare la pista e non ha fatto neanche la prova del 17 sera, quindi per lui potrebbe essere anche un'occasione di prova, perché anche ieri ha fatto una sgambatura insomma abbastanza veloce come quella di ora per un giro, quindi
Penso che la motivazione sia questa, ma come penso anche, Claudio, lo stavamo accennando un po' fuori microfono, che il Coro sta rischiando un po', rischia veramente di proprio il Mossiere in questo momento In questo Mossiere adesso tira fuori il carattere. ha detto pubblicamente quello che si stava dicendo a microfono spento. La prossima volta Lo Coro lascia sarai lì, al palo. Sì, io sinceramente l'avrei lasciato lì a ora, perché è da ieri sera che sta facendo questo giochino. Erano partiti in 3 allineati e se lui non vuole partire non può condizionare un Palio in questo modo. È da ieri sera che lo sta condizionando, quindi ora è il caso che si svegli un pochino e accetti la partenza. Io a questo punto vedo solo un unico pericolo, un unico problema, che questa rivalità anche tra Fantini, se si vuole, tra Castello Borgo e anche Coro Voltaia, viene da pensare che quando la gara finirà questo astio in qualche modo si riversi nei contradaioli e quindi possa sorgere qualcosa anche tra di loro. Ma io so che i vertici della contrada sanno ben lavorare da questo punto di vista. Abbiamo conosciuto in queste giornate Priore, difensore di ogni singola contrada. Ecco, la Questo è Palio, la corsa è valida. Mauro, Marco. Ecco, la mossa è valida. Tutte e Voltaia 4 le in contrade testa. sono partite. Borgo, come in parte ci si aspettava, ha preso la prima posizione, mentre il Coro subito sta cercando di recuperare. Si stanno nerbando con la contrada di Voltaia, si stanno nerbando i due Fantini. Il Coro sembra riuscire a passare la contrada di Voltaia, ma Borgo sta parando la contrada del Coro. Sono tutti lì. Il cavallo di Castello già sembra almeno dopo il primo giro fuori gioco. Borgo sta cercando, ecco, vediamo che anche Puscetto si sta girando, mentre Voltaia sta cercando di recuperare e si sta riaffaccando alla nemica. Vediamo ora ancora che si stanno controllando i Fantini, quasi sembra che stiano controllando più i Fantini dei cavalli, e questo è un Palio incredibile. Si sono rinerbati quasi ad aspettarsi uno con l'altro. Questo Palio rischia veramente di passare alla storia. C'è Walter Puscetto che ha, come si dice, il cavallo in mano, sta parando in tutti i modi la contrada del Coro, ma sono tutti qui. Basta un piccolo errore, ma vediamo che in questo momento sembra i cavalli che siano stanchi. Borgo, Coro, Voltaia e Castello. Sì, continuano inerbate. Walter Puscetto sinceramente sembra avere il cavallo in mano. Ecco, si avvicina nuovamente la contrada di Voltaia e siamo alla fine del terzo giro, quindi vediamo Walter Puscetto che continua con il suo, guardate, un atteggiamento veramente da sfottò verso i contradaioli avversari, ed ecco Walter Puscetto che sta concludendo la contrada di Borgo, vince questo meraviglioso Palio 2015. La contrada di Borgo Coro e Castello, praticamente Coro e Voltaia sono arrivati insieme, Castello ha abbandonato. Sì, Castello indubbiamente dopo un giro si era già visto che il cavallo non c'era più, questo era anche nei pronostici. Il cavallo di Walter Puscetto nella contrada di Borgo aveva già vinto in Voltaia lo scorso anno ed era dato per favorito. Sicuramente è stato un Palio meraviglioso, è vero che 2 mosse lunghe, controverse, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto istruzione alla mossa, abbiamo visto le nerbate dappertutto, ma questo è il Palio, non succederà nulla, la situazione mi sembra abbastanza sotto controllo e questo è l'indice della festa. Sì, è stato un Palio a senso unico. Borgo è partito davanti, ha controllato tutta la corsa e ha vinto agevolmente. Lo spettacolo c'è stato dietro fra Coro e Voltaia, che in fondo se ne sono dati di santa ragione. Mi sembra che il cavallo di Borgo sia stato nettamente superiore, un Palio controllato dall'inizio alla fine, un po' quello che è stato qualche giorno fa da Tittia nella Selva, insomma è stata un po' una similitudine molto col Palio di Siena. È andato via facile, ha galoppato bene, è un cavallo che ha nelle gambe tante vittorie, ha vinto tanti pali, quindi è un cavallo esperto ed è riuscito a portare tranquillamente a casa questo Palio.
un palio diviso in 2 giorni che ha permesso solamente il raddoppio delle emozioni, perché nella giornata di oggi ci sono state tantissime emozioni che hanno accompagnato proprio la corsa del palio vinta dalla contrada Borgo. Lo abbiamo ricordato, abbiamo visto le immagini di una corsa entusiasmante, anche se farà epoca, farà storia, farà discutere. Intanto siamo rimasti con Claudio Alesi e Marco Conti per ripercorrere questa giornata. Le immagini si riferiscono a questa partenza, questa mossa valida, la quarta di questo pomeriggio, dopo che il mostiere Renato Bircolotti ha più volte richiamato i fantini. Ricordiamo che ha assegnato ben 3 ammunizioni, una ammunizione per Borgo, una per Castello ed una ammunizione per Coro, e poi Borgo gli è stato intimato che alla prossima volta lo avrebbe lasciato al palo, quindi da quel momento in poi la mossa è scattata quasi immediatamente. Sì, questo è vero, ecco, la stiamo rivedendo proprio in questo momento, fino a un palio che oggi è il secondo tempo della mossa di ieri, perché ricordiamo che il palio è stato interrotto, sospeso ad oggi per l'oscurità e quindi per l'ordine pubblico. Una mossa che sembrava esattamente la fotocopia di ieri, nel momento in cui però Renato Bircolotti si è fatto sentire attraverso anche dei provvedimenti disciplinari che possono costare cari anche ai fantini, perché è prevista anche la squalifica per il palio successivo. La cosa è cambiata completamente. Coro ha accettato la mossa e Renato Bircolotti è riuscito a far partire tutti e 4 fantini, che hanno fiancato sostanzialmente tutti insieme, che ha visto Voltaio uscire per prima dai canapi, ma già la prima curva il cavallo della contrada di Borgo, Salvatore con Walter Pusceddo, aveva già conquistato la prima posizione, che ha gestito per tutti e 4 giri. Ha gestito è la parola esatta, perché era un continuo lanciare il cavallo e trattenerlo, almeno questa è la mia sensazione. Sì, senz'altro, non perché lo risparmiasse, in quanto il cavallo non ce la faceva arrivare in fondo. È una caratteristica anche di Walter Puscetto, che secondo me questa sera si è voluto togliere anche dei sassolini dalle scarpe. Intanto sentiamo in sottofondo, non so se li sentono anche da casa. Esatto, sì. Che sta proprio tornando dopo la vittoria dal santuario della Madonna di San Piero, dove ha portato il palio e dove è andata al ringraziamento, quindi a cantare il famoso inno Regina della Miata, e adesso stanno passando una contrada molto grande e quindi stanno scendendo in contrada. La contrada della Pinetina sarà una festa che durerà sicuramente fino a domani mattina all'alba, un palio molto atteso in questa contrada, che dobbiamo dire ha vinto con merito, se possiamo parlare in questi termini, in una corsa vincente come il palio. Sì, è stato emozionante, i contraddaioli stanno appunto rientrando con entusiasmo. Mi auguro che non si siano capite tutte le parole, perché è vero, in TV forse Ma sono le questo è vero. canzoncine. Diciamo che sì, al di là di tutto c'è anche tanta gioventù e magari può essere influenzata anche un po' da qualcosa che sente anche in altre occasioni come possibili eventi sportivi, ma al di là di questo è una piccola parentesi, le contrade cantano sempre per sé. Ecco, stiamo proprio vedendo le immagini del grande popolo della contrada di Borgo, parliamo di centinaia di contradaioli alla scena della vittoria, per un clima freddo, ricordiamo aveva da poco tempo smesso di piovere, erano circa 450 persone, che paragonate a città sono poche, ma a Piancastagnaio, considerando che sono 4 contrade, considerando la serata e così via, insomma comincia a essere già un 30% abbondante dei contradaioli. Castello, Borgo, Voltaia, Coro, questo è l'ordine di partenza che appunto il mostiere è riuscito a far rispettare e con determinazione, lo abbiamo sottolineato, ha fatto partire tutte le 4 contrade allineate, ha dato a tutte la stessa possibilità di disputare questo palio, ordine che era rimasto invariato. L'ordine è rimasto invariato, mi è sembrato di notare uno scambio di posizione, mi è sembrato di notare che il Coro era in terza posizione, ma vorrei rivederla con calma, perché bisogna prendere il momento in cui viene abbassato il canape per tirar giù questa verità. Perché voglio dire questo qui? Perché il cambio di mossa comporta una sanzione disciplinare
verso chi volontariamente l'ha fatto. Credo che non sia questo il caso, però giusto per avere un quadro chiediamo chiaro. alla regia di Moriano Micheli se è possibile rivedere le immagini iniziali della mossa ritenuta poi valida, per chiarire subito questo dubbio che Sì. Marco sta avendo in diretta. Secondo Claudio? Sì, no, e la mossa è stata da tutti e quattro. Io quello che voglio dire è che molto probabilmente se le sanzioni fossero state combinate ieri sera avremmo visto forse un altro palio. Avremmo visto un altro palio perché molto probabilmente qualche cavallo ha avuto qualche problema a allungare di 24 ore la carriera e quindi forse avremmo visto, forse addirittura più avvincente l'avremmo visto ieri sera. Quindi probabilmente le sanzioni andavano combinate già ieri sera. Ieri sera forse il Mossiere è stato un po' troppo tenero. Quello che non è stato oggi è stato deciso, ha detto quello che doveva dire. A un certo punto la contrada del coro l'avrebbe lasciato lì se non avesse accettato la mossa. Quindi è stato un bel palio, non c'è dubbio. Borgo, io sono contento perché ripeto sono di Borgo, quindi è stato un palio facile, ha controllato tutta la corsa, è stato molto freddo, ma d'altronde lui è un veterano di queste corse, quindi non ha nessun tipo di problema. Il cavallo mi è sembrato nettamente superiore, è un cavallo abituato, un cavallo vincente, vince dappertutto, quindi è un cavallo, diciamo, che è oro per questi pali, per i fantini che lo detengono, e credo che, ecco, volevo anche sottolineare questa cosa, Marco l'ha sottolineata molto delicatamente prima, è stata una bellissima organizzazione, tutto bello, manca un pochino di cultura, forse c'è qualche infiltrato che non ha la cultura proprio del palio e certi cori forse andrebbero evitati. Ti riferisci, suppongo, al pubblico? Mi Ovviamente. riferisco naturalmente al pubblico, che ci sono certi cori che non sono propriamente palieschi. Facciamo attenzione, Marco, perché l'abbiamo rivista 15 volte e ancora ci vengono i dubbi, quindi attenzione. È un po' confusa, però sicuramente Castello non era nella sua posizione. Possiamo tornare indietro. Ancora sì, non siamo convinti. Devo dire che dal mio Maria punto Stella, di prendi vista, nota dell'ordine esatto che ti diamo per il TG. devo dire la verità, chiedo anche a te, Claudio, supporto. Ecco, ci siamo Castello di nuovo. era lo steccato, il coro deve essere il E quarta questa è la posizione. mossa, addirittura rallenti. Ma io penso che Allora a questo punto possiamo chiedere alla regia anche un fermo immagini? Ma comunque nei pali è quasi normale esatto. partire, cioè i pali non ho mai visto partire tutto al loro posto, io in tanti pali ho visto, No, magari era certo per quattro smentire me, contrade ecco, magari, che no, una volta ha però detto ho invece- visto che Borgo è partito da una posizione che non era la sua, insomma, perché al primo posto ci doveva essere Castello, Borgo è partito, è vero che lo spazio all'interno c'era e Castello non ci si è messo, per cui ha preferito quasi partire da dietro. Coro è partito mi sembra in terza posizione, diciamo che vedendoli frontalmente Coro sembrava in terza posizione e Voltaia in quarta, doveva essere il contrario, però insomma nei pali d'altronde la mossa, ecco, però non Allora, erano allineati al effettivamente canape. non erano allineati nemmeno e non allineati erano al neanche le canape posizioni addirittura, dovute, quindi no, perché mi sembra assolutamente che no, sia passato davanti assolutamente Borgo, no. Voltaia Borgo e è partito da dietro nettamente un il po' primo. Castelo e poi Coro. Sì, Mi esatto. domanda a questo punto Diciamo se c'è stata un'inversione fra Borgo e Castello sicuramente, e Borgo Coro è poi riuscito in quello che voleva. assolutamente sì, è sì, da ieri sì. sera che cerca di partire. Ma io volevo, scusami Claudio, sottolineare questo qui, perché l'importanza della mossa, ecco perché certo, la è determinante. variazione può avere un significato non tanto disciplinare, ma avere un significato proprio a livello di corsa, perché un fantino che cambia la sua posizione fa un esempio, dalla terza alla prima piuttosto che dalla prima alla quarta, può trarne vantaggio, ecco perché si sta molto attenti alla posizione al canape. E questo potrebbe aver determinato poi la volontà, perché io poi la definisco così, ma ovviamente non ne ho le competenze per dirlo in maniera certa, ma può aver, diciamo, influito nella volontà del fantino di rallentare la corsa e addirittura quasi di non correrla? Ma ti riferisci Alla posizione non rispettata alla partenza, mi riferisco alla Castello. Direi di no, io direi che il cavallo è partito insieme agli altri, ma ha proprio ceduto quasi subito, cioè ha fatto un giro, non ha nemmeno provato a seguire gli altri, non so se era nettamente il filo del cavallo o non c'è stata la volontà, io questo non lo posso dire, non sono in grado di dirlo, però il cavallo è veramente, praticamente hanno corso il palio in tre dopo un giro. Quindi io volevo sottolineare invece, se
facciamo rivedere la prima curva, l'abilità del Fantino di Codo, di Gillo, dello Zedde, che partendo buon ultimo è riuscito a spostare il cavallo e a fare una traiettoria interna, andando a prendere l'avversaria Voltaia per disturbarla. È stato molto molto abile, è stata una bella, cioè il palio è stato bello dietro, perché davanti non c'è stata storia, ma dietro veramente Gingillo ha fatto una curva, una prima curva eccezionale, andando ad apparigliare la contrada avversaria e nerbandola, e quello poi è il palio, insomma. Guardate la prima curva che fa, lui parte ultimo, lui parte buon ultimo, tutto largo, e guardate cosa fa ora, si butta all'interno e riesce ad appalligliare quasi subito contro i Voltalia e nel barla. Guardate cosa ha fatto, una bellissima cosa. Sapevamo anche, Claudio, che il Coro aveva un cavallo che era un partente. Sì, assolutamente. Oltretutto Giuseppe Zede è un partente. Lui è un partente, assolutamente. Quindi anche se è ultimo è riuscito, lui è famoso anche per il primo giro, no, Giuseppe? Sì, ha fatto una traiettoria interna molto bella, cioè dal punto di vista tecnico ha fatto un piccolo capolavoro per andare ad agganciare l'avversario, è stato molto bello. Oltremodo, Sabrina, è anche la prima curva, quindi è una curva determinante, ci vuole anche una forte volontà da parte del Fantino, perché lui non ha aspettato, si è reso conto che probabilmente avrebbe passato Castello comunque, perché Castello ha dimostrato di non avere almeno questa sera un cavallo all'altezza, però il rischio l'ha preso e è stato premiato da questo rischio pur non avendo vinto, ma credo che stasera veramente, a quello che si è visto questa sera, non ci sarebbe stata la storia per nessuno. No, assolutamente, giustamente quello che dice Marco, ha fatto questa, è stata proprio la prima curva che è stata abilmente affrontata da Gingillo, proprio perché in quel momento i cavalli sono in spinta, quindi si è assunto un bel rischio per andare a prendere l'avversario.